Bene, oggi ci troviamo in Piancavallo, siamo con Gigi e Gianluca che sono lì che si stanno preparando e oggi abbiamo in programma un'escursione verso la Palantina, Monte Palantina. Adesso vediamo cosa dicono i due esperti qua. Ok, partiamo da qua del parcheggio dei camper e andiamo su. Molto bella la vegetazione adesso, in primavera, che si sta risvegliando un po' tutto. Ci sono dei bei colori. Vero? Qua si inizia già a tirare il fiato sul primo muro. Molto ripido. Com'è? Non è una passeggiata oggi, eh? No. Proprio per niente. No, è abbastanza dura. Qua prendiamo il 924 sulla destra e si sale. Bella ripida anche qui. Guarda quante crode. Sì, da fare proprio in bici questa. Ma forse Gigi l'ha fatta. Qui abbiamo una bella scalinata rocciosa, un bel gradone. E qua si fa parecchio dislivello in pochi metri. 5 anni che vado in montagna, quindi anche di più. Prima volte che sono salito in maniera. Qua piano piano stiamo uscendo dal bosco e ci troviamo già alla prima parete rocciosa di fronte. Anche sull'altimetro vedo che è sempre strade 20-30 metri, dopo vabbè dipende quando lo tari, ma mi stai riprendendo. Da su prende fondo, quello là cos'è il Croceraz alla fine? E lo Croceraz, quella Gigi? Quella... No, quello è di là. Quella Croceraz? No, il Croceraz è dall'altra parte. No, il... Guarda che vista. Siamo dove proprio... c'è il sbrego là, la vedi su per la ferrata della Manera. Siamo proprio sotto. Poi il sentiero va su di là. Panorama a 360 gradi. Infatti che la ferrata, quella al ritorno deve essere lì allora. Quella lì. Qua sulla... Inizia a tirare aria. Dai che andiamo. Sentiero Gerometta è quello lì. Giù di qua. Noi invece saliamo. All'amico Gerometta, promotore e manutentore dei sentieri su questi monti. Guarda come si apre qua. Guarda qua che canalone. Stiamo avvicinando sempre di più
vedi che c'è la bandierina di Forcella. C'è il segnale. Lì dobbiamo andare. Sì. No, è facile che là non arriviamo perché lì arrivi giù dalla ferrata della Cima Manera che corre sulla la discesa, vieni giù di qua e arrivi, fai l'ultimo pezzettino di ferrata qua su sto scalone e dopo ti arrivi qua. Il sentiero penso che parta prima se non sbaglio. Qua c'è da fare un traverso sulla neve. Qua abbiamo Sì. il bivio per Cima Manera, infatti Sì, c'è qua un si piccolo inizia a tratto. intravedere un po' di ferrata. C'è un piccolo tratto lì, pochi metri dopo basta, ti va su. Ora siamo a quota 2018 metri, là si vedono le antenne di Castaldia e non dovrebbe mancare tanto, vero? Mancheranno 200 metri di quota. Quanti? 150. Poco più, perché sono più 2200, qua siamo già al 2020. Eccoci qui alla Forcella Palantina. Cimon di Palantina, 30 minuti. Diretta Cimon del Cavallo, 10 minuti. Andiamo al Cimon del Cavallo. Ah sì. 10 minuti. Cos'è dietro lì? L'Alpago? Andiamo a Tambre, dai, andiamo giù a Tambre. Quello è l'alpago. Guarda il lago di Santa Croce. Vediamo di qua. Se meno si vede qua perché Ah, esatto, quello che si vede in webcam. forse bisognerebbe spostarsi un po'. Ecco là il sentiero. Qua forse se te va lì sopra la forcelletta lo vede meglio. Ah, ok. Qua si va E sotto lì c'è il Cansiglio. qua si va sulla Manera della ferrata che viene giù dalla Manera. Mamma mia che costone. Quello lì volevi fare in bici. Sì, quello voglio fare. È fattibile. Come no? Non vedi? No, quello lì non è male. Non c'è neanche il burrone. C'è il burrone. Invece quello là va giù alla fiera. Quella fiera in mezzo là, sopra la casella Palantina. Questo qua che taglia giù. La sasta della Madonna. Adesso Questa per è la dove vista da saliamo? un lato e questa Adesso quell'altra qua- dall'altro lato. Qua dove andiamo? È meglio tornare a casa. Bene, una volta raggiunta Forcella Palantina credo che ci fermiamo qua perché lì è troppo scosceso il percorso e c'è neve, si scivola. Quindi ci godiamo la vista, ci godiamo l'aria dei 2000 metri, 2100 metri circa, e mangiamo, beviamo e poi torniamo giù per la stessa strada che abbiamo fatto all'andata. Dobbiamo andare a cercare rogna. Ed esattamente qui siamo proprio sul confine tra Friuli e Veneto. Come costone al bordo. Si mettono, vedi? Eravamo lì prima, lì in mezzo.